Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Verrà inaugurata domani la ciclovia tra Imperia e Diano Marina, un traguardo storico per il ponente ligure con l'apertura, dopo 50 anni di attesa, della pista ciclabile lunga 1,7 km, che sblocca e rende pienamente fruibili i circa 45 km della ciclovia tirrenica Riviera dei Fiori tra Ospedaletti e Andora. Sabato 20 e domenica 21 giugno torna la festa dell'olio d'oliva di Levi, lo storico appuntamento che celebra l'importanza dell'oro liquido del Levante. Previsto un ricco programma di premiazioni, incontri, laboratori e attività per scoprire le tradizioni rurali e le ultime novità in campo agricolo. Sabato 20 giugno arriva a Savona Save the Green, il convegno internazionale dedicato a paesaggio, botanica e territorio. Nel Palazzo Civico di Savona, istituzioni e rappresentanti del mondo culturale si confronteranno su temi della biodiversità, della salvaguardia dei giardini storici e del ruolo del verde come risorsa per la promozione e lo sviluppo sostenibile del territorio. E per chi ama i sapori liguri, sabato 20 giugno ai Giardini La Pagoda a Arezzo c'è la festa del branda e della cucina tipica. Accanto al branda Cuyun i visitatori possono degustare antipasti tipici con prodotti caseari e agricoli locali, vini DOC e IGT del territorio e tante altre eccellenze. Sabato 20 giugno, in occasione del solstizio d'estate, torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia. L'evento è organizzato dall'associazione I Borghi Più Belli d'Italia e porta in ogni borgo della Liguria concerti, spettacoli e visite gratuite. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.